Citavo prima Trieste. Trieste è una città un po' diversa da tutte le altre. Ad esempio io qualche volta ascolto la televisione, la radio, i giornali, leggo, vedo che le notizie che vengono dall'estero sono notizie talmente belle, importanti, hanno questo senso di pienezza. Le stesse notizie, uguali, identiche, riportate a Trieste, naturalmente riportate alla realtà cittadina, le perdite valore, diventiamo tutti quanti provinciali. Ad esempio, non so, uno versi la televisione e ascolta una notizia che viene dall'estero, dopo magari fracca il bottone per sentire televisione privata, non so, Tele 4, che senti la stessa notizia in triestino. Ad esempio, ecco, la prima notizia che uno sente alla televisione normale. New York. Il famoso miliardario americano Edward G. Rockefeller, per festeggiare il suo ultimo miliardo di dollari, ha offerto nei saloni del Waldorf Astoria un banchetto a base di ostriche polinesiane e champagne francese a oltre 1000 invitati del jet set mondiale. Fracca il bottone di Tele 4. Trieste. Lo scopazzino Franz Levodo Pivez, per festeggiare le sue ultime 1000 lire, ha offerto un rebechin di ottavi e mortadela a 4 disgraziati dell'alloggio popolare all'osteria all'Urlo, in Pie e al Banco. Per dire il tipo di notizia. Parigi. Al Teatro Olympia, Festival Mondiale dell'Unicef, con la partecipazione dei comici fantasisti Sammy Davis Jr., Danny Kaye, i cantanti Charles Aznavour, Frank Sinatra e Diana Ross. Presenta il festival il noto attore Bob Hope. Trieste. Al Molo Audace, Sagra della Sardegna. Presenti i famosi comici fantasisti Cicillo e Galdino. Cantano i famosi cantanti Toio Pastrovicchio, Lorenzo Pilat, Marisetta Buiol de Plucia e il trio degli alcolizzai dell'Osteria al Brivido. Presenta la serata il famoso Fulvio Marion. Ecco, le notizie nostre. Te versi di nuovo sta televisione. Paesi arabi. Deciso dall'OPEC l'embargo petrolifero al mondo occidentale. Crolli in borsa e suicidi a catena hanno accolto la grave decisione. Trieste. La Jugo ha deciso di aumentare la benzina alle 75 dinari al litro. File de macchine ai distributori di Trieste e gita dei triestini in Fullania. Ultima notizia molto interessante, molto bella. Isole Away. Sono giunti graditi ospiti per trascorrere 3 mesi di vacanze la principessa Caroline di Monaco ed il marito noto playboy Philippe Junot. La popolazione ha accolto i graditi ospiti con danze esotiche e canti folcloristici. Trieste. Al bagno Pedocin in Sacchetta sono giunti per trascorrere una mezza giornata di ferie l'autista della CT Riccardo Tatea e la signorina Zobec Marisca. I bagnanti presenti, non appena li ha visti, non li ha avuti neanche per il culo. Ecco là le famose notizie nostre, come per esempio. Comunque,